Abbiamo istituito questo mercato diretto agricolo denominato Tavolire Filiera Corta. Questo progetto è a volontà dell'amministrazione, è stato proposto anche da qualche associazione che ringraziamo per aver sollecitato l'amministrazione, ma un progetto che già io in qualità di consigliere d'opposizione dalle scorse amministrazioni feci diverse interrogazioni in merito. Questi mercati agricoli sono stati istituiti con la legge finanziaria 2007, poi successivamente con un decreto ministeriale dove hanno dato la possibilità ai comuni di istituire questi mercati diretti agricoli per favorire così la produzione locale e il famoso chilometro zero, quindi direttamente dal produttore al consumatore. Il Consiglio Comunale ha recepito questo regolamento, è stato 2 mesi in Commissione, è stato elaborato, è stato proposto agli uffici, la Commissione ha lavorato, il Consiglio Comunale l'ha votato all'unanimità anche con l'apporto di alcuni consiglieri di opposizione, e quindi io sono contento di questo, perché questo certamente rappresenta un'opportunità importante per i cittadini di San Severio, per i consumatori, ma anche per quei produttori agricoli che producono prodotti buoni, prodotti locali. Certamente per il momento sarà istituito la domenica presso il plesso, il mercato che si sta completando in zona Porta San Marco, dalla mattina fino alla sera. Poi vedremo successivamente gli sviluppi, i risultati, se i cittadini apprezzeranno questa opportunità, e poi l'amministrazione valuterà se estenderlo anche in altre aree della città. Abbiamo 2 mercati, il mercato in via Alessandrina e in via De Gasperi, che potremmo anche utilizzare eventualmente per estendere questo mercato diretto agricolo.